Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Signore e signori, benvenuti alla finale del 32esimo Concorso di Violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco Doc. Un saluto anche al pubblico che ci segue da casa. Ricordiamo infatti che l'evento è trasmesso in diretta web sui canali social del Concorso e del Comune di Vittorio Veneto. Ladies and gentlemen, welcome to the final round of the 32nd violin competition of the city of Vittorio Veneto, the International Prosecco Doc Prize. I wish to convey my greetings also to the audience that is following us from home. In fact, we remind you that the event is being broadcast live on the social channels of the competition and the municipality of Vittorio Veneto. Vi ricordiamo che il concorso di violino, aperto ai giovani violinisti europei, ha avuto inizio domenica 26 settembre con il concerto inaugurale di Francesco De Angelis al violino, Enrico Dindo al violoncello e Monica Catarossi al pianoforte. Dal 27 al 30 settembre si sono svolte le prove eliminatorie e la semifinale che hanno portato all'ammissione alla finale dei seguenti 3 concorrenti. Luca Ispir, di nazionalità francese, Francesco Vikram Sedona, di nazionalità italiana, Andreas Siles Mellinger, di nazionalità tedesca, che avremo il piacere di ascoltare questo pomeriggio, accompagnati dall'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, eccezionalmente diretta per questa occasione dal maestro David Coleman, componente della giuria internazionale del concorso. We would like to remind you that the violin competition, open to young European violinists, started on Sunday, September the 26th, with the opening concert by Francesco De Angelis on violin, Enrico Dindo on cello, and Monica Catarossi on piano. The preliminary and semi-final rounds were held from the 27th to the 30th of September, and this led to the admission of the following 3 competitors to the final: Luca Ispir, whose nationality is French, Francesco Vikram Sedona, whose nationality is Italian, and Andreas Siles Mellinger, whose nationality is German. We will have the pleasure of listening to them this afternoon. They will be accompanied by the orchestra of the Accademia alla Scala in Milan, exceptionally conducted for this occasion by Maestro David Coleman, a member of the international jury of the competition. Prima di dare inizio alla prova, diamo subito la parola al sindaco della città di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che invito a salire sul palco. Before starting the performance, we will immediately give the floor to the mayor of the city of Vittorio Veneto, Mr. Antonio Miatto, whom I invite to come on stage. Buonasera a tutti. Si sta per chiudere il sipario su questo rinnovato concorso di violino Città di Vittorio Veneto, diventato internazionale grazie al Consorzio
del Prosecco DOC. Scusatemi, ma l'emozione prende anche i sindaci. A me sono stati dati soltanto pochi minuti, per cui riassumendo, io vorrei, permettetemi di ringraziare gli uffici miei che hanno fatto un'opera davvero titanica nel portare a compimento questo evento, e con i quali voglio condividere la soddisfazione del buon esito che questo sta avendo. Vorrei complimentarmi con tutti coloro che hanno partecipato e tutti i concorrenti, indipendentemente dall'ordine con cui poi alla fine sono risultati vincitori, piazzati o non vincitori, ricordando loro che sono giovani, sono bravi e le altre occasioni si ripresenteranno dietro ad ogni angolo. Basterà che continuino ad applicarsi come si sono applicati fino adesso. Al direttore artistico vorrei fare il paio un pochettino con me. Ho visto che era entusiasta di dare la sua opera perché si ricordava di essere stato un vincitore nel 93, mi pare, di un concorso della città di Vittorio Veneto. E lo stesso faccio il paio con me, che 25 anni arrivai qua a Vittorio Veneto a prestare la mia opera, cercando sempre di portare Vittorio Veneto in palmo di mano nelle migliori posizioni per quel che riguardava la mia professionalità, e mi sono impegnato poi nella sua amministrazione proprio in virtù del medesimo sentimento che è quello della riconoscenza verso la città. A tutti il messaggio che Vittorio Veneto non ha scherzato, abbiamo cominciato e continueremo, quindi arrivederci a tutti nel 2023. Good evening, everybody. Now we are about to close this wonderful concert that has become international thanks to the support of the Consortium for the Protection of Prosecco DOC. And you must believe me, it's a reason of great emotion also for a mayor. So I would really like to thank my team with whom I would like to share the success that has crowned this initiative. And I would also like to congratulate the competitors, irrespective of the order they have been following. Even if they have won or even if they didn't won, I would like to thank them all, irrespective of their results at this competition, because they are all great. They are all really fine musicians. They are young, and I'm sure that success is waiting for them just behind the corner. And with regard to the artistic director, I must say that he enthusiastically accepted this task, this role, also because he possibly remembered having won the competition back in 1993. I must say that I also remember that I came to Vittorio Veneto when I was quite young. I was 25 years of age at the time, and I was able to commit myself to the administration of the city, and I must say I did that with great gratitude. And I would also like to underscore the fact that we were not kidding when we started this adventure of the concert, and we will continue to pursue this path. So see you again, arrivederci, in 2023. Thank you for your attention. Durante gli intervalli di questa fase finale avremo modo di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la ripresa del prestigioso concorso di violino di Vittorio Veneto. Iniziamo doverosamente ringraziando la qualificata giuria internazionale presieduta da Ernesto Schiavi e composta dai maestri Francesco De Angelis, direttore artistico del concorso, David Coleman, Silvio Marcovici, e il coordinatore artistico del concorso e segretario della giuria, Stefano Da Ros, che è stato coadiuvato durante le fasi del concorso da Paola Benvenuti.
Un particolare e sentito ringraziamento a nome della città va al main sponsor dell'intera manifestazione, il Consorzio di Tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, qui rappresentato dal suo presidente Stefano Zanette. During the intervals of this final phase, we will have the opportunity to thank all those who enabled us to resume the prestigious Vittorio Veneto violin competition. We begin by thanking the highly qualified international jury, chaired by Ernesto Schiavi, and including the masters Francesco De Angelis, artistic director of the competition, David Coleman, and Silvia Marcovici, and the artistic coordinator of the competition and secretary to the jury, Stefano Daros, who was assisted during the phases of the competition by Paola Benvenuti. A special and heartfelt thanks on behalf of the city goes to the main sponsor of the entire event, the Consortium for the Protection of the Prosecco Controlled Designation of Origin, represented here by its president, Mr. Stefano Zanette. Bene, diamo quindi inizio al concerto. Vi chiedo cortesemente di spegnere i telefoni cellulari e di tenere ovviamente la mascherina indossata. Accogliamo con un applauso l'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala. Well then, let the concert begin. I ask you to please switch off your cell phones and keep your masks on. Let's welcome, with a round of applause, the orchestra of Accademia Teatro La Scala. Finalisti si esibiranno secondo l'ordine di sorteggio pubblico effettuato al termine della seconda prova. Il primo finalista a esibirsi è Luca Ispir, di anni 22, di nazionalità francese, ed eseguirà il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 77 di Johannes Brahms. Dirige l'orchestra il maestro David Coleman.
The finalists will perform in an order based on the public draw done at the end of the second round. The first finalist to perform is Luca Ispir. He is 22-year-old and he's French. He will perform the concerto for violin and orchestra in D major, Opus 77, by Johannes Brahms. Maestro David Coleman will conduct the orchestra.
Segue ora un momento di intervallo e in attesa del rientro dell'orchestra desideriamo menzionare e ringraziare gli altri sostenitori del concorso. A moment of intermission will now follow. While waiting for the return of the orchestra, we would like to mention the names of and thank the other supporters of the competition. Now, our host will read the names of and thank a number of people and entities who lent their valuable support for the organization of the competition. These, they helped us both for prizes, for the organization of the concerts, and for collaborations. These names, anyway, also include the name of Mr. Lorenzo Rossi, a well-known luthier from Milan who has built especially for the competition and offered the fine and precious violin that you can see on stage. Quindi ringraziamo per i premi il Consorzio di Tutela Prosecco Doc, il Lions Club di Vittorio Veneto, il Rotary Club di Conegliano e Vittorio Veneto, Paola, Piero e Martina Benvenuti, Lorenzo Rossi, noto liutaio milanese che ha costruito appositamente per il concorso offerto il pregevole violino che vedete sul palco. Per i concerti premio ringraziamo il Teatro alla Scala di Milano, il Gran Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, Camerata Vallese Orchestra d'Archi di Sion, Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni di Trieste, Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, Conservatorio di Musica Rigo Pedrollo di Vicenza, il Circolo Culturale Bellonese. E poi per le collaborazioni l'associazione Ad Libitum, Amici del Liceo Musicale di Conegliano, il Liceo Musicale Guglielmo Marconi di Conegliano e Biasin Musical Instruments. E poi un ringraziamento particolare va rivolto ai signori Wojtek Dziukiewicz e Lukas Robert Vlodarczyk, spero di averli pronunciati correttamente, che hanno donato una somma alla città di Vittorio Veneto a sostegno del concorso. We would also like to thank especially Mr. Wojtek Dukcevic and Mr. Lukas Robert Vlodarczyk, who donated a sum of money to the city of Vittorio Veneto to support the competition. E adesso richiamo sul palco l'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala. Now I would like to call the orchestra of the Accademia Teatro alla Scala back on stage.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Il secondo finalista a esibirsi è Andreas Siles Mellinger, di 23 anni, di nazionalità tedesca, ed eseguirà il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 77 di Johannes Brahms, nei tempi allegro non troppo, adagio, allegro giocoso, ma non troppo vivace. The second finalist to perform is Andreas Siles Mellinger. He's 23 years old, he's German, and he will play the concerto for violin and orchestra in D major, opus 77, by Johannes Brahms. Our host also mentioned the movements that will be played. The concerto is conducted by Maestro David Coleman.
Bene, prima di sentire l'ultimo finalista di questo concerto, chiamerei sul palco il notaio Lorenzo Rossi, colui che ha realizzato il violino che vedete. Prego. Well, before listening to the last finalist, I would like to call on stage Mr. Lorenzo Rossi, the luthier who has created this wonderful violin. E abbiamo giusto il tempo di un paio di domande, insomma. Un momento, un tempo col microfono, perfetto. Buonasera a tutti. Innanzitutto, quando ha realizzato questo violino? Lo strumento è stato realizzato, purtroppo, per fortuna, durante il primo lockdown della pandemia. Niente, è stato un momento di raccoglimento e di concentrazione molto alta. Francesco De Angelis mi ha contattato per partecipare a questa manifestazione importantissima per tutti, soprattutto per i ragazzi che stanno lavorando oggi. E quindi niente, abbiamo concordato di costruire questo strumento per la città di Vittorio Veneto. Quindi diciamo non solo un violino, anche un simbolo, effettivamente, sì, a tutti gli effetti. Una nuova partenza, diciamo. Lo strumento inizierà la sua vita oggi, insieme, non è mai stato suonato, insieme a chi avrà l'onore di averlo. Una nuova partenza per la musica, per lo spettacolo, finalmente. E basta, insomma, questo è stato un po' il progetto. Si è ispirato... L'ultima domanda. I tempi sono stretti. Si è ispirato a qualche modello particolare? Sì, lo strumento è fatto su un modello Stradivari e ovviamente poi personalizzato secondo la mia tecnica. Ecco. Volevo solo fare i complimenti ai ragazzi, siete stati bravissimi fino adesso, livello altissimo, bravi tutti. E ringraziare il Comune di Vittorio Veneto per la grandissima ospitalità. Grazie mille, veramente. Bene, grazie a lei. Grazie. Okay. Sentiamo. Okay. We just have time, unfortunately, for a couple of questions, no more than that. The first question, anyway, is when did you make the violin? Well, unfortunately, or maybe luckily enough, I was able to make it during the first lockdown. It was a moment, a time of great concentration, actually. It was Francesco De Angelis who contacted me to ask me to participate in this wonderful event. And I think it is extremely important, particularly for the boys and girls who took part in it. And I think it is important to point out that we created this violin for the city of Vittorio Veneto. And therefore it is not only a violin, not only an instrument, but also a symbol. Yes, it is a symbol of a new life, in a way, a new life that is being resumed after the pandemic, a new start, if you wish, a new start for music on the one hand, but also for our theaters, if you wish, for the shows that we want to put on stage, to organize in our theaters. And when and what was the source of inspiration, the model that you referred to? Well, it was a Stradivari. I actually took inspiration from Stradivari, but I personalized it. But I would like to take a moment, if I may, to congratulate these youth, these young people who participated in this contest. They were all great. The level of performance was extremely high. And I would like, in particular, to thank Vittorio Veneto for the opportunity they offered us. Siamo giunti quindi al terzo finalista
Il terzo finalista che si esibirà è Francesco Vikram Sedona, di 21 anni, di nazionalità italiana. Eseguirà il concerto per violino orchestra in re maggiore, opera 35 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, nei tempi allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Dirige il maestro David Coleman. So now we will have the third finalist, who's Francesco Vikram Sedona. He's 21 years of age and he's Italian. He will perform the Concerto for Violin and Orchestra in D major, opus 35 by Piotr Ilyich Tchaikovsky. The orchestra will be conducted by Maestro David Coleman.
No, è difficile fare una trasmissione così, ma comunque non... Bene, ringraziamo ancora una volta l'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala e il maestro David Coleman. E niente, la giuria ora si ritira per deliberare e ringrazieremo ovviamente ancora una volta. Ricordiamo che la giuria è presieduta da Ernesto Schiavi e composta dai maestri Francesco De Angelis, direttore artistico del concorso, David Coleman e Silvia Marcovici. Quindi rimaniamo in attesa. Grazie. So we would like to thank once again the orchestra of Accademia Teatro alla Scala and Maestro David Coleman. The jury will now meet to make their final decision. We would like to thank them once again for their efforts. We would like to remind you that the jury is chaired by Mr. Ernesto Schiavi, and it includes the masters Francesco De Angelis, who's the artistic director of this competition, Maestro David Coleman, and Silvia Marcovici. So we will just have to wait now for a few minutes. Thank you. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Beh. Sono lieta di annunciarvi che la giuria ha emesso il proprio giudizio. Quindi invito tutti ad accomodarsi, prego. Invito anche i giurati a raggiungermi sul palco. Il maestro David Coleman non può essere presente in questo momento perché è appena partito per impegni di lavoro. Ovviamente lo ringraziamo per il grandissimo contributo che ha dato. E quindi invito a raggiungere il sindaco di Vittorio Veneto sul palco, Antonio Miatto, l'assessore alla cultura Antonella Uliana, il presidente del Consorzio di Tutela Prosecco Doc Stefano Zanette, e il presidente del Lions Club di Vittorio Veneto Barbantini Giovanni, la signora Paola Benvenuti e il signor Lorenzo Rossi per la consegna dei premi previsti dal regolamento. I'm pleased to announce that the jury has handed down its verdict. I invite everyone to take their seats. I also invite the members of the jury to join me on stage. Maestro David Coleman cannot be here at this time because he has just left for other professional engagements. We thank him, of course, for his precious contribution.
I also invite to join us on stage the Mayor of Vittorio Veneto, Mr. Antonio Miatto, the Councillor for Culture, Antonella Uliana, the President of the Consortium for the Production of Prosecco, Controlled Designation of Origin, Mr. Stefano Zanette, the President of the Lions Club of Vittorio Veneto, Mr. Giovanni Barbantini, Ms. Paola and Ms. Martina Benvenuti, and Mr. Lorenzo Rossi, who will hand over the prizes as provided by the regulations. Chiedo al Presidente di giuria, Enrico Schiavi, di prendere la parola. Prego. Per una brevissima considerazione. È stata una settimana piena di significato, ma non solo per Vittorio Veneto. Io sono personalmente onorato di aver potuto partecipare a questo lavoro, mi ha gratificato tantissimo e mi è piaciuto tantissimo. Molto significativa la settimana, anche con delle difficoltà tecniche e organizzative che la nostra organizzazione ha superato con discrezione, intelligenza e velocità, quindi li ringrazio moltissimo per questo. Voglio ringraziare però specialmente tutti i partecipanti a questo concorso, perché abbiamo condiviso con loro le loro paure, le loro sofferenze, le loro gioie, e io auguro a tutti loro che queste paure, sofferenze e gioie diventino pietre preziose, che loro si portino via nelle custodie dei loro strumenti per una crescita futura, perché questa fatica è premiata anche da questo sviluppo che potrà esserci. E concludo dicendo che la musica, specialmente in questo momento, non ha solo un valore estetico, ha un profondo valore etico, e quindi che l'amministrazione comunale, che gli sponsor, che io non definisco sponsor ma compagni di viaggio, si siano legati a questa iniziativa fa loro un grande onore. Oltretutto abbiamo visto scolpite su pietra le parole del sindaco che preannunciano già una continuazione di questo concorso, e questa è la cosa più importante, perché la continuità è essenziale. Grazie. Bene, allora cominciamo con la premiazione, in particolare Yes, della... I should translate, Sorry. I think. Sorry. È vero. Sorry. I would like to take the floor just to share a brief thought with you. I must say that this week has been particularly significant for me, and not only for Vittorio Veneto, of course, but for all of the boys and girls that took part in it. And I must say that I have really appreciated this experience, and it has been an honor for me to be able to participate in this. I must say that even though this week has been so significant, there have been some difficulties, some organizational difficulties that, however, the jury has been able to overcome thanks to their intelligence and spirit of collaboration. I would like to thank them for this, and I would also like to thank the participants because they have shared with us their fears, their suffering, and their joy. And I hope that this fear, this suffering, this joy will be preserved by them as if they were precious stones that will be particularly useful for them in the future. Because this great suffering, the tiredness due to the participation in this contest, will be rewarded in the future. I must say that music not only has an aesthetic value, it also has an ethical value, a moral value. And I must say that the participation and the support that the sponsors lent us are a reason of great honor for them. And the most important thing, however, is the continuity
that this contest, this competition will have. Something that has been pronounced here by the mayor. The most precious thing, therefore, is the continuity of this competition. Thank you. Cominciamo dunque con le premiazioni. Partiamo dalla borsa di studio Mario Benvenuti di 750 euro, offerta dalla famiglia Benvenuti in memoria del maestro fondatore del Concorso nazionale di violino di Vittorio Veneto e delle rassegne nazionali per strumenti ad arco. È andata al concorrente finalista più giovane, è stata assegnata a Vikram Francesco Sedona di 21 anni. Consegna il premio Paola Benvenuti e consegna il diploma al sindaco Antonio Miatto. The Mario Benvenuti Scholarship, amounting to 750 euros, offered by the Benvenuti family in memory of the maestro who founded the National Violin Competition of Vittorio Veneto and the National Reviews for Stringed Instruments, goes to the youngest finalist. It has therefore been assigned to Francesco Vikram Sedona, who is 21 years old. Paola and Martina Benvenuti will now hand over the award, and Mayor Antonio Miatto will hand over the diploma. Il diploma speciale di merito assegnato dalla giuria e la borsa di studio di 750 euro offerta dal Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto è invece stata assegnata a Taisia Zinova. Consegna la borsa di studio l'assessore alla cultura Antonella Uliana. The special diploma, the special merit diploma, signed by the jury, and the grant amounting to 750 euros, offered by the Conegliano and Vittorio Veneto Rotary Club, was assigned to Taisia Zinova. The grant will now be handed over to the awardee by the Councillor for Culture, Mrs. Antonella Uliana. E siamo giunti al podio. So we've now come to the first prize. Il vincitore del 32esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco DOC e primo premio Prosecco DOC di 8.000 euro, offerto dal Consorzio di Tutela Prosecco DOC, va a Francesco Vikram Sedona. The winner of the 32nd violin competition of the city of Vittorio Veneto, the International Prize Prosecco DOC, and the first Prosecco DOC prize amounting to 8,000 euros offered by the Consortium for the protection of Prosecco DOC goes to Francesco Vikram Sedona. Il presidente del Consorzio Stefano Zanette consegna il primo premio, simbolicamente rappresentato da 2 pregiate confezioni di vino Prosecco, e viene consegnato dal sindaco il diploma di merito. So the president of the consortium, Mr. Stefano Zanette, will now present the first prize, symbolically represented by 2 fine bottles of Prosecco wine. A diploma of merit will be presented by the mayor.
Il secondo classificato, premio di euro 5.000, offerto dal Comune di Vittorio Veneto, è Luca Ispir. Consegna il premio al sindaco di Vittorio Veneto, a Luca Ispir, e viene consegnata dal presidente Stefano Zanette una pregiata confezione di Prosecco, DOC. The winner of the second place prize, amounting to €5,000, offered by the municipality of Vittorio Veneto, is Luca Ispir. The prize will now be handed over by the Mayor of Vittorio Veneto, and President Stefano Zanette will present the winner with a fine bottle of Prosecco DOC. E il terzo classificato, premio di 2.000 euro, offerto dal Lions Club di Vittorio Veneto, è Andrea Siles Mellinger. Consegna il premio il presidente del club Giovanni Barbantini e consegna il diploma all'assessore alla cultura Antonella Uliana. The winner of the third prize, amounting to €2,000, offered by the Lions Club of Vittorio Veneto, is Andreas Siles Mellinger. The president of the club, Mr. Giovanni Barbantini, will now hand over the prize, and the Councillor for Culture, Antonella Uliana, will hand over the diploma. Ad Andrea Siles Mellinger, un momento, viene inoltre consegnata dal presidente Stefano Zanette una pregiata confezione di Prosecco DOC che sta arrivando. President Stefano Zanette will also present the third prize winner with a fine bottle of Prosecco DOC that is now being delivered. E poi abbiamo lasciato per ultima, ma non ultima ovviamente, al termine di questo meraviglioso pomeriggio e di questa serata di musica, la consegna del premio speciale offerto dal maestro liutaio Lorenzo Rossi di Milano. Un suo pregiato violino dal valore di 18.000 euro, realizzato appositamente per il concorso. A insindacabile giudizio della giuria, come previsto dal regolamento, si aggiudica il violino Francesco Vikram Sedona. Last but not least, at the end of this wonderful afternoon of music, we will hand over the special prize offered by the master luthier Lorenzo Rossi from Milan. This is one of his precious violins worth €18,000, made especially for the competition. At the exclusive discretion of the jury, as provided for in the regulations, the winner is Francesco Vikram Sedona. E siamo giunti al termine. Noi ringraziamo ovviamente i tre vincitori, i tre sul podio, e ringraziamo la giuria, ringraziamo voi per essere venuti qua. Si conclude così la 32esima edizione del Concorso di Violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco DOC. Ovviamente vi ringraziamo appunto per la partecipazione, salutiamo le persone che ci stanno seguendo da casa attraverso i social e vi invitiamo ad uscire perché nell'atrio troverete il main sponsor Prosecco DOC che ha deciso di omaggiarvi con un brindisi tutti quanti insieme.
Ovviamente mantenete le distanze per quanto possibile e vi preghiamo anche di non sostare troppo a lungo, però insomma almeno un piccolo festeggiamento per questo festival, per questo concorso che è un po' il concorso della rinascita, se vogliamo. Grazie, buona serata. So we would like to thank you, to thank the three contestants that won the prizes. We would like to thank the jury, the musicians, and we must say that this concludes the 32nd edition of the violin competition of the city of Vittorio Veneto, the International Prize Prosecco Talk. Thank you all for participating. We would like to send our greetings to the audience that has been following us from home. We would like to please ask you to exit slowly, but in the hall, the main sponsor, the Consortium for the Protection of Prosecco Dog, is awaiting you with a few bottles of Prosecco just to toast to this wonderful competition. We kindly ask you not to stay there too long, but a small celebration won't certainly be amiss. It is really indicated in this case to celebrate this competition, which is certainly the competition of our rebirth. Thank you very much for your kindest attention. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.